Vediamo ora in dettaglio le preferenze ottenute dai candidati agrigentini all'europeo. Il più votato è stato Pietro Bartolo del Partito Democratico. Il medico di Lampedusa ha superato le 44.000 preferenze. Un buon risultato che però non dovrebbe garantirgli l'elezione al Parlamento europeo, in quanto è preceduto da Giuseppe Lupo con oltre 50.000 voti. Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale di Forza Italia, deputata regionale e sindaco di Mandevago, conquista 28.000 preferenze, di cui 16.000 ottenute nella sola provincia di Agrigento. Un buon risultato, ma che non basta. Il candidato della DC di Totò Cuffaro, Massimo Dell'Utri, ha ottenuto 65.000 preferenze, che lo colloca al quarto posto della lista di Forza Italia. Per Fratelli d'Italia, la candidata Giusy Savarino, deputata regionale agrigentina, ha ottenuto poco più di 20.000 preferenze. Non viene riconfermata l'uscente europarlamentare Annalisa Tardino della Lega, già coordinatrice regionale. La Licatese ha ottenuto meno di 20.000 preferenze. Infine, per il Movimento 5 Stelle, la candidata Antonella Di Prima di Sciacca ha preso 17.391 voti, mentre Alfonso Laimo, candidato con Alternativa Popolare, ha incassato appena 437 preferenze.